Ancora. Oh, a me sta storia è 4 giorni che mi manda in sbattimento. Ancora con ste stronzate sui social. Molle. Invece questa è alquanto veritiera. Riguarda i puffi. Perché? Cos'hanno i puffi? Tu lo sai chi era Gargamella? Lo stregone cattivo. No. Gargamella non era il cattivo della storia, bensì era un prete di tonaca nera. Tra l'altro qui dice che apparteneva all'ordine dei Dominicani, che sono quelli che hanno portato l'Inquisizione in Europa nei secoli XII e XIII, che non abitava nella torre di un castello, bensì nel campanile di una chiesa. Il nome del suo gatto, Birba, significa Israele, che vuol dire il popolo di Dio. E questo seguiva il prete Gargamella per sradicare il male nel mondo. Ci hai fatto caso che i peccati capitali sono nascosti nella simpatia e nella tenerezza degli ometti blu? Gola, goloso. Rabbia, brontolone. Vanità, vanitoso. Superbia, quattr'occhi. Lussuria Puffetta. e grande puffo? Sai perché era vestito di rosso? Perché rappresentava la testa di tutti i peccati capitali. Lui era il diavolo. I puffi sono gli spiriti maligni della foresta che si riproducono nelle notti di luna piena con degli incantesimi rubando l'anima ai bambini. L'apparente innocenza dei puffi è solo un costume per nascondere il male sulla terra. Tanto non esistono. Lo dici tu? Non esistono. Non esistono. Ne sei sicuro? Non esistono. Io vado a prendere un caffè. Che è meglio? La 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 la. La 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 la.